perché avete chiuso il parcheggio? Qualche duro non c'è. No, abbiamo chiuso il parcheggio per la semplice questione che abbiamo chiuso il parcheggio per la semplice questione che il caro sindaco hanno trovato l'ennesima scusa per non pagare gli stipendi e per trovare sempre problemi sulla questione multiservizi. Da tempo portato avanti questo tipo di problemi. Poi avete parecchie mensilità arretrate? No, ogni mese ci ritroviamo sempre senza il problema del pagamento. Dello stipendio. Siamo stancati. E ci siamo stancati, basta. Adesso... ogni mese, perché noi lavoriamo tutti. Al dire del sindaco siamo vagabondi, ma mi dispiace, ma dovevo smetterlo perché siamo tutti grandi lavoratori. Adesso terrete chiuso il parcheggio? Finché la questione non si risolve. Volete parlare col sindaco naturalmente? Certo, il sindaco ha detto che ci aveva da fare, quindi non sappiamo quando possiamo deve dare una risposta concreta all'amministrazione comunale. È impegnato. Avrete altre cose? Io sapevo appunto che al parcheggio... a Palazzo Nervegna e ci sono altri colleghi sparsi per la città che stiamo per protestare. Sì, sapevo, infatti devo andare. Aspettiamo risposte da loro, tutto qui. Ok. E niente, quanti... Risposte per quanto riguarda lo stipendio, la 13ª, i contratti che non ci stanno facendo, i servizi, i precari che lavorano con noi. E da sottolineare che è un'azienda sola a Brindisi, che è la Multiservizi che dà lavoro alle persone. E da sottolineare, e la vogliono affossare pure, nonostante dia un po' di lavoro. Stiamo parlando di almeno 500-600 brindisini. Ma in particolare adesso il sindaco non vuole rinnovare Il sindaco ci vuole tagliare gli stipendi, non si è capito il motivo perché mi hanno detto perché... No, dice che non ci sono soldi, e deve prenderli dagli operai i soldi. Benzina sul fuoco, Noi lavoriamo che loro ancora non ci stavano qua, mo sono entrati, noi già stavamo. Vabbè ragazzi,